Alberto Maschio, siamo a una nuova ondata di pandemia, una nuova ondata di emergenza sanitaria. L'associazione si è messa a disposizione dell'ULSS per eventuali supporti logistici per il personale sanitario. Sì, come successe in primavera, ahimè, abbiamo ricevuto richiesta da parte dell'ASL di ospitare personale medico che opererà nel Covid Hospital di Jesolo. Ribadisco, come è successo in primavera, ci hanno resi disponibili a cercare occupazione e disponibilità di alloggi per questo personale. L'abbiamo fatto sentendo subito il sindaco Valerio Zoggia, con il quale abbiamo trovato di comune accordo, insomma, di intraprendere questa strada, di cercare di soddisfare al massimo l'esigenza, mettendoci ognuno del proprio. In questi giorni si sta parlando di Covid Hotel. Qual è la posizione dell'AIA? Credo che questa cosa del Covid Hotel si rischi di prendere un po' troppo sotto gamba. Vedo e sento delle iniziative del tutto personali che hanno l'idea di essere più che altro un tentativo di visibilità propria, mentre la faccenda è molto più delicata. Si sta affrontando nell'ambito del sistema, quindi Federalberghi si sta adoperando con le amministrazioni regionali, con le ASL, con le amministrazioni locali per cercare di trovare la quadra in tal senso e di dare le disponibilità utili e necessarie così come ci è stato richiesto. Ribadisco, lo si sta facendo all'interno del sistema e non su iniziative personali, perché il Covid Hotel non è semplicemente ospitare dei clienti come siamo abituati, ma che prevede determinate procedure, ma soprattutto determinate accortezze e attenzioni che non sono da sottovalutare. Presidente, qualche settimana fa l'AIA, attraverso il consorzio, quindi il braccio operativo della città dal punto di vista turistico, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con il Comune per un piano marketing della località che parte di fatto da oggi. Ecco, a che punto siamo? Sì, lì AIA, ASCOM e Comune all'interno del consorzio di Jesolo Veneto hanno trovato questo accordo per un piano di marketing territoriale che deve in qualche modo creare una fotografia chiara fin da subito di quella che è la situazione attuale e di quella che può essere la situazione in prospettiva 2021, 2022, 2023, perché dobbiamo guardare necessariamente un po' avanti. È fondamentale avere questa fotografia per capire come muoversi in un mercato, in un momento in cui è tutto estremamente fluido e si vive un po' ancora la giornata. Nonostante ciò, credo sia opportuno andare avanti su questa strada, lo stiamo facendo con impegno perché crediamo che da questa situazione se ne deve poter uscire il prima possibile. Per farlo c'è bisogno di fare quegli investimenti, quelle iniziative che si fanno solo nei momenti di grande difficoltà, nei momenti eccezionali come sono questi.